Ah, senz'altro domenica è tornato a trovarci il consulente finanziario numero 1 del mondo, ragazzi. Non vedevo l'ora. Ce l'abbiamo noi, Maris Jacopone. Buongiorno a tutti, Grande amiche e Maris, amici di Bella e Monella. Grandissimo. Ricordate, come dico sempre, che per moltiplicare il tuo conto corrente fai gestire a me e ti non sta a fare niente. Wow, siete Vabbè, il senso di sì. sicurezza, no? Che te dai suo slogan, una roba Non lo incredibile. so, perché io è settimane che viene qui per proporci i suoi consigli economici, però non mi pare tanto credibile. Bravo, con tutto il Gaetano, rispetto. bravo. No. Invece tanta gente ci chiede come si fa a diventare competenti come Maris. in Bisogna economia. studiare, Pippo, bisogna studiare. Curiosità mia, Maris, tu hai studiato? Certo che ho studiato, ecco. ma ti dirò anche come io mi ricordo che dopo le medie ci siamo seduti attorno a un tavolo in Bravo. cui i professori e coi miei genitori per valutare le diverse opzioni di studio. Bello. Potevo iscrivermi a Berkeley, a Yale, Ma dai. a Princeton, Cioè, capisci? a Harvard, a Cambridge. Mica- Abbiamo valutato anche il MIT di Boston. Addirittura. vabbè. Ma fate tutte le dovute riflessioni anche con i professori. Mi sono iscritto all'ENAIP. Scusa, ma come se passai dal MIT di Boston all'ENAIP, con tutto il rispetto, ma... Il mio sarebbe operatore termoidraulico. allora... Prestato alla finanza, diciamo così. Sì. No, ma infatti io ho una domanda, no? Visto che sei esperto, per gestire al meglio i nostri soldi, è meglio osare o risparmiare? Bravo, Ma bravo. scusa, sei un operatore termoidraulico, domandagli come si aggiusta una caldaia, no come si investe Bravo i soldi. Pippo, bravo Fidiamoci, Pippo, fidiamoci. bisogna essere prudenti o bisogna osare? Allora la risposta è solo una, azzardare bisogna Pippo, azzardare. Te lo spiego con un esempio, io nel 2007 ho fatto il corso pagellataio a Longarone. Veramente? Osare era la parola d'ordine, azzardare era la parola d'ordine. Sì. Scusa, osare o azzardare? Bravissimo Gaetano. E io ho provato a fare questo corso. Provare a fare questo corso era la parola d'ordine. Ma scusa, ma Maris, cioè quante parole d'ordine che... cioè ce ne... Io ho osato Gaetano. Ok. Ho fatto una cosa nuova. Mi sono buttato in una nuova avventura. Fare una cosa nuova, mi sono buttato in una nuova avventura, era la parola. Allora è una frase, non è una parola E d'ordine. io ho creato così il mio gusto di gelato. No, veramente. Oh. Il tuo Certo, personale gusto di provando, Osando. osando. Com'era? Sardine saor, creme e oreo. Pare com'era? tanto una strana abbinata. Com'era, scusa? Una merda. Ecco. Grazie Wow, a mamma Maris mia. Jacopone per i preziosi consigli economici di oggi. Sì, Alla prossima. Operatore prestato, ma ridateglielo indietro a... Fidate. Everybody moving.